Effetto nuovo di DPCM in vigore dal prossimo 16 gennaio. Dalle ultime notizie in arrivo da Roma, il ministro Speranza ha presentato a Camera e Senato la sospensione del servizio di asporto nei bar a partire dalle 18. Un'ennesima batosta per la categoria, già minata fortemente dalle mutevoli decisioni del governo per contrastare la pandemia. Mi preoccupo di più per la confusione che ha in testa la gente. Li stiamo riempiendo di orari, di particolarità ogni giorno diverse. È tutto lì il discorso. Anche se teniamo aperto fino alle 3 del mattino, non gira nessuno. Questo è il problema, la confusione. Ci vorrebbe chiarezza. Penso sia l'ennesimo taglio comunque in un periodo già difficile. Io personalmente non sono direttamente colpito perché comunque avevo un bar diurno, ma penso che tutti i miei colleghi e locali sia l'ennesima comunque batosta in un periodo già molto difficile per noi. Facciamo tante ore lo stesso, però a volte non sappiamo neanche, cioè non ci prendiamo neanche le spese. E teniamo duro, intanto teniamo duro. E poi vedremo, speriamo che la cosa si risolvi in fretta perché le cose sono davvero difficili adesso. Secondo lei può servire questo provvedimento per limitare sempre di più il contagio? Io non credo che il problema del contagio sia l'assembramento al di fuori del bar, anche perché mi sembra che tutti siamo organizzati in maniera tale da non consentire la sosta nella zona limitrofa al bar, quindi non credo sia l'unica soluzione o la risposta. E non si poteva evitare un passaggio sul movimento Io apro 1501 allo slogan aprire per non chiudere più, che si sta diffondendo in Italia a macchia d'olio. Baristi e ristoratori intenzionati a tornare a lavorare garantendo totale sicurezza. In diverse città del Veneto, ad esempio Padova, l'iniziativa sta prendendo piede. A Bassano ci sono ancora molte perplessità. Tenere aperto, no, per me non vale la pena. E poi adesso prendere una multa non ce la possiamo proprio permettere, no, non possiamo proprio. Facciamo quello che ci dicono nel meglio, come meglio possiamo e basta e via.